Fine settimana tragico per gli effetti del coronavirus nella popolazione clodiense. Nel giro di 24 ore, infatti, tra sabato e domenica, sono stati due i decessi per polmonite interstiziale dovuta al Covid-19. Sabato, nell'ospedale di Jesolo, è espirato il 79enne Bruno Viale, che abitava a Cabianca. L'anziano, nei giorni precedenti, era stato trasportato al nosocomio del Veneto orientale da un'ambulanza giunta da Mestre, fino all'aggravarsi delle sue condizioni. Viale, che lascia una figlia, era rimasto vedovo all'inizio del mese di marzo. Sempre attorno a Cabianca e a Capasqua gravitava l'esistenza di Domenico Stevanin, scomparso mercoledì a 86 anni, pur formalmente abitando in territorio cavarzerano nei pressi della Torre di Bebbe. Salgono così a 5 le vittime censite nel Clodiense. Ieri mattina alle 10 all'ospedale di Dolo aveva cessato di vivere Danila Voltolina, di 91 anni. L'anziana era stata ricoverata a Chioggia il 6 marzo scorso, con problemi alla respirazione. Quindi la scoperta della positività e il trasferimento nell'ospedale Rivierasco, dove inizialmente pareva rispondere bene alle cure. Invece un primo aggravamento mercoledì, poi, 2 giorni dopo, un ulteriore peggioramento fino alla dipartita, nonostante il prodigarsi di medici, infermieri e operatori sanitari. Danila Voltolina viveva con una nipote da circa 40 anni, aiutandole a crescere i figli come fossero i suoi, nel dare e nel ricevere fino alle successive generazioni. Non meritava di morire da sola, piange la pronipote Elena. È devastante, per noi che avevamo cura di lei, pensare che si sia potuta sentire abbandonata. Tante persone le volevano bene, non poterle essere accanto è ciò che ci fa più soffrire. E il dramma dei familiari è quello di tanti nella stessa situazione in larga parte d'Italia, l'inaccettabile pensiero di non poter nemmeno accomiatarsi dai propri cari attraverso un funerale con tutti i crismi. Ieri il sindaco Alessandro Ferro aveva divulgato il report più recente proveniente dall'ULSS, che parla di 51 casi di positività nel territorio comunale dall'inizio dell'epidemia. Anche Rosolina entra nell'elenco delle città colpite da coronavirus. Questa mattina il comune ha informato del primo caso. La persona risultata infetta, con opportuno senso di responsabilità, ha provveduto a contattare immediatamente l'ULSS 5 Polesana, non appena avvertiti i sintomi del Covid-19. L'unità sanitaria è prontamente intervenuta, ratificandone la positività a seguito di tampone. Ora la stessa ULSS sta rintracciando tutti i contatti recenti della persona contagiata per analogo screening. Migliorano ancora intanto le condizioni di Don Massimo Fasolo, che da 14 giorni giace al reparto di terapia intensiva al Policlinico di Padova. Il parroco di Valli e di Conche di Codevigo respira ancora attraverso il casco, ma risulta più lucido, presente e reattivo alle sollecitazioni dei medici. Progressi anche sotto l'aspetto neurologico, che dovrà riadattarsi gradualmente alla nuova situazione. È iniziata ieri dalla frazione di Valli, dove sono stati attivi i volontari dell'Associazione Bersaglieri, la distribuzione delle 12.050 mascherine prodotte da Grafica Veneta per conto della Regione e destinate al territorio clodiense. Sono state 400 le confezioni consegnate ai residenti nella zona apparentemente più colpita dal virus. In altre aree della città la protezione civile è aiutata nella consegna anche dall'Associazione Nazionale Carabinieri e dalla Croce Rossa. Questa mattina i volontari sono stati a Cavanella d'Adige con 2 squadre che hanno rifornito a domicilio la parte est e quella ovest divisa dalla Romea, poi Sant'Anna e quindi risalendo Calino e Isola Verde. A ciascuna utenza è stata lasciata una busta contenente 2 mascherine nella cassetta delle lettere, previo avviso via campanello. Nei prossimi giorni saranno interessate dapprima le frazioni di Capasqua e Cabianca, poi la conclusione a Sottomarina, Borgo San Giovanni e Chioggia Centro Storico. L'assessora Jenny Cavazzana ricorda che la mascherina distribuita non è un presidio medico, bensì un dispositivo di protezione individuale da utilizzare solo da chi compie spostamenti necessari inderogabili per lavoro, spesa, farmaci, salute. Le maschere di Grafica Veneta non possono essere utilizzate nei luoghi di lavoro, sono strettamente personali, non lavabili e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare. Rimane fermo l'obbligo di rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone. Anche la città metropolitana di Venezia ha fatto prevenire altre 1.800 mascherine in aggiunta alle 2.400 già consegnate la settimana scorsa ai servizi per anziani e volontari della protezione civile, per i servizi essenziali e gli uffici comunali aperti al pubblico. Sempre riguardo al fronte dei divieti, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e quello della Salute Roberto Speranza hanno stabilito attraverso un'ordinanza che sarà vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di salute.
L'ULSS Tre Serenissima ringrazia le molte persone, gli enti e le associazioni che si stanno mobilitando per sostenere le strutture sanitarie in questo periodo complesso e invita tutti a utilizzare per il proprio impegno di solidarietà il conto corrente istituito dalla Regione Veneto proprio per l'emergenza coronavirus. Nessuno dei reparti delle unità operative dell'ULSS veneziana ha necessità che non vengano quotidianamente affrontate e gestite e invita appunto tutti a convogliare gli sforzi verso la raccolta fondi unica lanciata dalla Regione. È a livello di unità di crisi regionali che vengono valutate e affrontate le reali necessità, là dove si verificassero realmente. Anche ai propri dipendenti, l'ULSS Tre Serenissima ricorda che non è utile né funzionale alla gestione dell'emergenza avviare iniziative personali o dirette a un singolo reparto, paventando pubblicamente difficoltà presenti o future, smentite nei fatti. In particolare, non hanno senso le raccolte di fondi per i dispositivi di protezione a cui provvede la Regione Veneto attraverso gli enti preposti. A tutti quindi l'ULSS Tre Serenissima rinnova l'appello, sia fatto riferimento al lavoro dell'unità di crisi regionale che conosce e affronta necessità di più vasta dimensione e venga utilizzato per le donazioni il conto corrente istituito ad hoc, le cui coordinate sono IBAN IT 71 V 02008 02017 000 10 588 9030, causale Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto. Per la riscossione delle pensioni nei mesi di aprile, le poste agevolano l'utenza scaglionando i giorni di convocazione agli sportelli, anticipandoli a giovedì 26 marzo per i cognomi che iniziano con A oppure B. Inoltre, lo stesso giorno saranno accreditate le pensioni a chi possiede un libretto di risparmio, un conto banco posta o una carta Postepay Evolution, che potranno accedere ai postamat dislocati all'esterno degli uffici senza accedere allo sportello. Per il ritiro in contanti le poste proseguiranno venerdì 27 marzo per la lettera C e la D, sabato 28 per le lettere dalla E alla K, lunedì 30 sarà la volta delle iniziali L, M, N, O, quindi martedì 31 marzo le lettere P, Q, R, infine mercoledì 1 aprile il quadro verrà completato per le lettere dalla S alla Z. Le poste invitano l'utenza a entrare negli uffici solo per compiere operazioni essenziali e non differibili e di attendere l'uscita di chi sta compiendo la propria, mantenendo la distanza di 1 metro sia all'esterno che all'interno. Da circa 20 giorni un rimorchiatore sta sorvegliando a vista la chiatta Romano P, che da anni giace nella laguna di Chioggia in corrispondenza del canale della Perognola. L'appostamento è stato chiesto dalla Capitaneria di Porto per il pericolo che l'imbarcazione rompa gli ormeggi, specie in giornate di forte bora come ieri. Il rimorchiatore sottobordo sarebbe nel caso pronto a intervenire immediatamente a evitare lo spostamento della nave. Già lo scorso luglio era accaduto e anche allora per la stabilizzazione si era resa necessaria l'azione di un rimorchiatore per mettere in sicurezza le catene e i corpi morti cui il natante era attraccato, evitando che esso stesso diventasse un intralcio per i pescherecci ed i portisti. La chiatta, dalla riconoscibile struttura blu che si può vedere agevolmente nel panorama della Laguna Sud, fa parte del patrimonio aziendale della Libo Adriatica, ora in concordato. In questo periodo era in programma un'asta per la sua cessione, ma il Tribunale ha naturalmente sospeso la procedura per via dell'emergenza da coronavirus. Tante sono comunque le manifestazioni di interesse giunte dall'estero per l'acquisizione del mezzo. Ciao ragazzi, io sto a casa. Amici, noi stiamo a casa, fatelo anche voi. Signori, teniamo duro, rimaniamo in casa. Grazie. Ciao ragazzi, io resto a casa. Forza ragazzi, fate sto sacrificio che poi faremo tutta la festa. Forza ragazzi, io resto a casa. Anche noi restiamo a casa, fatelo anche voi. Dai che usciamo. Se vogliamo salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari, restiamo a casa. Se vogliamo sconfiggere questo virus, restiamo a casa.
Ciao a tutti ragazzi, Matteo Havana qui. Volevo ricordare a tutti voi di rimanere a casa. So che è difficile, ma è il solo e unico modo per passare in fretta questo brutto momento. Dai ragazzi che ce la facciamo tutti assieme. Io resto a casa, fallo anche tu. Io resto a casa. Per ripartire più forti di prima, rimaniamo a casa. Se ci vogliamo bene, rimaniamo a casa. Se vogliamo sconfiggere il virus, restiamo a casa. Ragazzi, bisogna stare a casa. Io sto a casa, fallo anche tu. Ciao a tutti. Se vogliamo vincere questa guerra e non solo una battaglia, dobbiamo restare a casa. E anche noi restiamo a casa.